Presidente, a 3 anni dalla firma del protocollo sul Prosecco DOC, come valuta questo evolversi degli eventi? Beh, innanzitutto che ho avuto ragione quando dal Ministro ho fatto i decreti. Il Prosecco cresce ancora a 2 cifre, prova ne sia che sul DOC, che è il vecchio IGT, abbiamo già un trend positivo per il mese di marzo rispetto all'anno scorso di più 16,5, ma diciamo che in generale il comparto dei vini cresce in Italia perché quest'anno è cresciuto con fatturati di più 5%, portando un fatturato generale del primo paese al mondo produttore di circa 9 miliardi di euro. Prosecco va bene e per la prima volta nella storia ci fa guardare i francesi dallo specchietto retrovisore. Prosecco, Veneto e Trieste, quindi il protocollo cosa ha portato anche per i viticoltori di questa piccola zona che però dà il nome a questo vino? Beh, questa è stata una scelta che ho fatto io, portare la DOC a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone per noi ha significato chiudere quel patto di sangue che abbiamo con gli amici del Friuli Venezia Giulia e dall'altro portare avanti anche una grande sfida che è quella del vincolo del nome, cioè utilizzando il toponimo di Prosecco e quindi della città, del comune di Prosecco, abbiamo fatto sistema in maniera tale che tutto il mondo non possa più utilizzare il nome, lo possono usare in Friuli Venezia Giulia e ovviamente i veneti. Adesso sta comparendo il problema del Prosecco di Croazia, ne sa qualcosa? Beh, bisogna eliminarli, non c'è altro da fare. La Croazia a luglio vuole entrare in Europa, se vuole entrare in Europa deve entrare con le regole europee. Noi vogliamo la Croazia in Europa, vogliamo che gli istriani, che sono nostri fratelli di sangue, continuino nella sfida dell'Euroregione con Carinzia, Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Veneto, però la Croazia deve rinunciare al nome di Prosecco perché saremmo noi i primi a fare ricorso contro questa cosa.